Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group. Ben ritrovati al TG Plus News di Treviso. Il presidente della sezione Veneta dell'Unione Province Italiane, nonché presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon, ha commentato oggi le recentissime notizie relative alla bozza di documenti che riguarda la spending review prevista in ambito di progettazione PNRR. Se quanto annunciato venisse davvero realizzato, cioè che è previsto un taglio per chi ha rispettato il cronoprogramma dei progetti del PNRR, commentato Marcon, si arriverebbe al paradosso di mettere a rischio i bilanci delle province virtuose, cioè di quelle che hanno investito di più per riammodernare, efficientare e costruire scuole secondarie e superiori, quelle di competenza. Sempre a proposito di questo argomento, un preoccupatissimo Stefano Marcon ha continuato rincarando la dose. Se i tagli maggiori riguardano la spesa corrente, diventa allora difficile gestire l'ordinario, con lo svantaggio che chi ha investito di più si troverà a dover far fronte a diverse difficoltà. Come UP Veneto chiediamo al governo quantomeno un ripensamento sulla distribuzione di questi tagli per un ente, le province, che già vedono ogni anno un prelievo forzoso in base alla legge del Rio e nonostante questo sono riusciti a investire milioni di euro per le scuole dei nostri ragazzi e ragazze, oltre 100 nella sola provincia di Treviso. Il nostro articolo dedicato a questo tema con le dichiarazioni integrali del presidente della provincia e di UP Veneto Stefano Marconda lo trovate ovviamente su plus.it, lo trovate cliccando sul link che avrete in descrizione di questa doppia news sotto il video del TG oppure nell'apposita sezione articoli della app per smartphone TG Plus. Andiamo alla cronaca perché nella giornata di oggi, nella tarda mattinata di oggi, martedì 28 maggio, un incidente fortunatamente non grave per le persone coinvolte ha causato tuttavia notevolissimi disagi lungo il PUT di Treviso, coinvolgendo due vetture nei pressi di Porto Capoconto. L'incidente avvenuto in concomitanza peraltro con il mercato settimanale rionale del martedì ha provocato infatti pesantissime ripercussioni sul traffico cittadino con lunghe code formatesi per ore lungo tutto il PUT esterno e interno mura. 7 giorni di concerti ed eventi diffusi in tutta la città che hanno registrato sempre il sold out, attirando un pubblico proveniente da più parti del Triveneto, ma anche dal resto d'Italia e addirittura dall'estero. Abbiamo stimato circa 6.000 presenze complessive, ha dichiarato oggi il direttore artistico di Treviso Suona Jazz Festival, Nicola Bortolanta, estremamente soddisfatto di come si è chiusa l'edizione 2024. Ricorderete la nostra intervista esclusiva in cui vi avevamo presentato il calendario in apertura di Suona Jazz Festival e ovviamente che guarda con grandissimo entusiasmo e già grande propositività e tante idee alla prossima edizione 2025. E con questa news chiudiamo anche il nostro notiziario trevigiano. Io vi ricordo ovviamente come sempre che per ricevere gratis tutti i contenuti dritti nel vostro smartphone non dovete fare che installarvi la app TG Plus.